Ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale, siamo in diretta video da Jack Station perché i video qui sono fatti in presa diretta, non ci sarà un grosso montaggio sopra il video successivo se non qualche taglia e cuci. E per il resto torniamo a noi, andiamo a vedere un attimo tutte le varie cose che riguardano questo mio rientro nella bolla. Ho risistemato l'anaconda, quindi prima cosa che sono andato a fare nell'outfitting, lo vediamo molto velocemente, è rimuovere praticamente tutte le cabine passeggeri utilizzate nel video precedente per il test del trasporto passeggeri 2020. Adesso ho rimesso l'anaconda in formato viaggio lungo, diciamola così, e andiamo a vedere i dati nella ship, nella nave, e andiamo a vedere dove li mettono. Una volta erano molto più comodi, eccoli qui. 61.70 light years di jump perché ho i motori quelli strafichis e quindi ho perso un po' di jump range lì. Si può spremere molto di più da un'anaconda con i motori un po' più piccoli, si può arrivare fino a 80 light years di jump, giusto per vostra informazione, e io ho preferito tenere dei motori un po' più performanti per quello che dovevo fare. Scelta mia personale, si può fare di più, ma non è un problema. E quindi cosa andiamo a vedere oggi? Beh, fondamentalmente la partenza da Colonia. Colonia, sapete, è la colonia distante, molto vicina al centro galattico, ma se seguite le vicende di Elite lo sapete, e lo sapete già anche meglio di me. Comunque, come vedete, siamo molto vicini al centro galattico, potremmo andare qui ad esplorare un po' di tutto, ma l'esplorazione non è il mio forte, sinceramente volevo fare qualcos'altro e per fare quel qualcos'altro devo tornare qui indietro. Ho messo una destinazione che è il sistema di Mons. Andiamo a vedere se lo troviamo. Mons. Il gioco non è neanche in grado di fare il plot perché è troppo distante, e il sito spanch.co uk/plotter invece sì. E il plot che fa è veramente davvero ottimizzato, 114 jump per tornare, ovviamente non li vedremo tutti, e questo sarà il mio viaggio di ritorno, praticamente dalla bolla fino a questo sistema qui, e dopo da lì vabbè, vedo di rientrare un attimo sulle mie navi perché volevo fare un attimo, provare un attimo 2 o 3 cosette in gioco. Oggi come oggi. Quindi la prima cosa che vado a fare non è andare a Mons, ma incollo questo sistema che è quello che mi ha dato appunto il Neutron Plotter, questo sito online meraviglioso che in 114 jump con FSD con eccetera eccetera ci fa tornare a casa. Qui devo fare due jump per arrivare a questo punto, quindi vedete da qui a qui, e dopo da qui in poi ci sarà il prossimo mega jump con destinazione successiva, una bella stella di neutroni dove andiamo a ricaricare i nostri potenti motori della nave e andiamo a fare jump decisamente più elevati, un intorno di 243 light years di media ogni stella di neutroni. Detto ciò, beh, altro da fare non ce n'è. Cosa possiamo fare se non salutare Jack Station e Colonia partendo con la nostra nave? Quindi questa sarà, penso, una delle mie ultime volte che sarò a Jack Station, finché non ci sarà un sistema di trasporto veloce tra la bolla e Colonia, io qui non ci torno più, a meno che non ci siano particolari e super importanti motivi. Ok. Mamma mia, ho l'audio in cuffia che è tremendamente alto, me lo abbasso un attimo perché, come dico sempre, non sento neanche i miei pensieri. Perfetto. Solite operazioni di partenza eseguite più o meno, abbiamo già tirato su il carrello d'atterraggio, andiamo a prendere l'uscita, salutiamo Jack Station con una bella accelerazione frontale. Sì, ok, non mi interessa. Non mi interessa assolutamente niente. Spengo il flight assist perché voglio salutare Jack Station in questo modo. Ciao Jack Station, metto i motori anche indietro, vediamo se riesco a stabilizzare un po' la nave. Ecco qui. Salutiamo Jack Station e tutti i suoi abitanti, così per dire. Salutiamo anche tutto il resto di Colonia, salutiamo i cantieri navali di costruzione delle mega navi.
cosa che non farò mai. Ho deciso di non fare mai, di non investire tempo in fare i soldi per fare questa mega nave. È fattibile se fate mining, non c'è nessun problema se fate mining, se riuscite a farlo. I 5 miliardi che vi costa sono fattibili, serve un po' di tempo, ma potete farlo. Però io sinceramente non ho proprio né voglia di perderci tempo sopra, ho altre cose da fare sia in gioco che nella mia vita, e quindi per il momento mi dedicherò al rientro. Vado a fare il jump al primo sistema e quando arriveremo sulla prossima stella di neutroni andremo a fare i primi salti che ci andranno a separare praticamente da Colonia. Quindi 4, 3, 2, 1, ci vediamo tra un attimino. Eccoci qui, piccolo errata corrige, pensavo che il primo sistema nella mia rotta mappa fosse un sistema normale e invece così non è. C'è un Notable Stellar Phenomena. Forse dovrei puntare un po' i miei sensori e scanner, sinceramente non mi interessa al momento, e quindi quello che punto a fare adesso è mirare. Come potete vedere dalla colorazione blu, dall'illuminazione blu della mia nave, andremo a mirare questa cosa. È il Pro IW/W barretta W, perché devo andare a fare il supercharge dei capacitatori di quello che sia, devo andare a caricare il mio FSD in modo da poter fare il prossimo jump. Quindi, come abbiamo visto all'andata, adesso faremo la stessa praticamente procedura al ritorno, circa 114 volte questa cosa va fatta, quindi sappiatelo che ci vorrà un po' di tempo, considerando una media di dai 2 ai 3 minuti, 4 minuti, 3 minuti. Fatevi voi i vostri conti in base alla vostra abilità di pilota, più tutti i refuel che dobbiamo fare, che vanno fatti, e vi fate un attimo una media di tempo. Quindi insomma vedete, ci vuole un po', ma non è così impossibile da fare. Sì, di certo non è super divertente questa cosa, però se volete spostarvi da Colonia alla bolla, si fa così, punto e fine. Secondo me non c'è nessun altro buon modo per fare questa cosa. Se volete farvi jump di stella in stella potete farlo, se volete puntare sull'esplorazione, ma dopo sta a voi. Dai, eccoci qua. Sì, dai, ok. Cerchiamo di prendere la coda sempre verso l'uscita, con un'angolazione tra i 30 e i 45 gradi, in modo da essere in grado di sganciare la nave. Quando facciamo questa operazione qui andremo a vedere il nostro current jump range, che sale da 61 a 248. Quindi che dire, non ne vale la pena? Absolutely yes. Tempo. Ok, andiamo a fare il prossimo jump, andiamo verso la prossima destination. Sto guardando il contatore. Per fare questa operazione, parlando e con tutto il tempo che ci ho messo, sono volati 3 minuti, ed è tanto tempo per fare questa operazione, quindi non preoccupatevi, non sono operazioni che portano via tanto tempo. Oh, ecco qui. Evviva! Lanciamo un Discovery Scanner subito. Avviciniamoci alla coda della stella e rifacciamo e ripetiamo l'operazione. Molto. Aspetta, dai che ce la fai, dai che ce la fai. Sì! Al pelo, avete visto come sono uscito da quella coda? Al pelo sono riuscito a caricare il FSD. Allora, vado a segnare questo sistema come fatto, prendo il prossimo, me lo segno anche già come fatto, tanto. Oh yeah! Allora a questo punto cosa facciamo? Semplicemente altro non ci resta da fare che tornare nella Galaxy Map, inserire il prossimo sistema copia incollato direttamente dal sito, CTRL-C, CTRL-V, mettere la rotta. Come vedete è in azzurro perché il sistema si rende conto che abbiamo un super jump range e possiamo fare i nostri 243 light years di jump. Ah, ho sbagliato. Ok. Perfetto. Adesso, mentre io mi allineo col prossimo sistema, faccio una scansione, eccetera eccetera, posso fare tranquillamente Alt Tab, prendere copia e incollare il sistema successivo, tornare in gioco. Lo sto facendo mentre sto parlando e ho già
mappato praticamente la prossima destinazione. Due jump, così abbiamo già fatto praticamente 500 light years, alla faccia delle mega navi e di tutto il tempo che ci mettono. Ok, sì, DLF, no, forse ho fatto un errore. Ok, a questo punto cosa succede? Ci capiterà di dover far ovviamente benzina all'interno dei sistemi. Allora, se siamo fortunelli, la stella dove fare benzina, dove fare carburante per la nostra nave, è già all'interno del sistema, magari neanche troppo distante. Andiamo a vedere questa che sto vedendo qui in questo momento, facciamo anche già la scansione del sistema, sì, però questa è a 120.000 light years di distanza. Ovviamente non mi conviene e potevo fare anche un altro jump, ragazzi, solo a titolo dimostrativo. Quindi entro nella mia Galaxy Map e qui cosa vado a fare? Mappa, andiamo a mettere Star Class, selezioniamo fino a M-Type Star Class, quindi qui in teoria dovrei vedere tutte le stelle dove io posso fare benzina. La prossima è questa, la seleziono, vado a fare benzina e poi procedo oltre. Allora, noi siamo, scusate, allo status attuale, perché mi sono perso, questa è colpa mia, colpissima mia. Noi siamo a... ok, siamo a Driode Flu FWN E674. Ok, e quindi devo copiare questo. Sono stato un po'... sono andato un po' oltre nel... no, cos'era? G? J? No? H? Dove l'avevo messo? Y? 3, no? Vabbè, non importa. Torno un attimo nella Galaxy Map. Mi sono un po' incasinato io da solo con i tasti, quindi devo andare qua. Sta Galaxy Map, non che mi cambia niente cambiare stella, perché tanto è sempre un jump minimale. Ok, devo trovarlo quel tasto. Comunque, questo titolo informativo, quando arrivate sotto la metà del carburante della vostra nave, andate a fare un po' di benzina e via. E qui perderete più tempo a fare benzina che non a fare effettivamente i jump nelle stelle di neutroni. Ecco, questo giusto così, intanto per vedere la mia partenza, riprendere mano con i viaggi a lungo raggio, eccetera, eccetera. Avrei potuto prendere una cabina passeggeri e trasportare almeno un turista da qui a lì, almeno da Colonia alla Bolla, ma ho preferito non farlo. Anche perché non so quanto ci metterò a fare questa cosa in termini di ore di gioco reali, perché non ho tantissimo tempo e potrò dedicare a Elite in questo periodo ben poco tempo di sera. Comunque, Fuel Scoop funziona alla grande, guardate come sta buttando dentro carburante a mannella, proprio a mannella. Ci piace, dai, fai il pieno ai nostri serbatoi, disimpegniamo, perfetto. Galaxy Map, mettiamo la prossima destinazione e procediamo con l'inizio del viaggio. Sbadding. Ok, perfetto. Bene. Ok, ovviamente se vi capita di poter fare benzina mentre siete su una stella, intorno a una stella di neutroni, ben venga, insomma, why not? Potete montare dei serbatoi aggiuntivi sulla nave? Assolutamente, ovviamente perderete jump range, sappiavatevelo. Quindi dovete decidere voi se volete fare più rifornimenti saltando più distante o fare meno rifornimenti facendo benzina, facendo più... se mettete i serbatoi fate meno distanza, ma dovete fare più rifornimenti. Oh. Ok. Questo non me l'aspettavo davvero.
devo essere sincero, questo non me l'aspettavo davvero, perché non ho una stella di neutroni qui. Ho sbagliato il sistema. DLF D11. Oh, eccola qua. Ciao, 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 stella blu. Comunque, bene, altra tappa fatta e per il resto il mio viaggio procederà così fin tanto che non arriverò alla bolla, quindi la zona diciamo principale di gioco nell'universo di Elite. Oppa. E dicevo, un'altra cosa delle cose che mi sarebbe piaciuto trovare in gioco nelle varie espansioni di Elite sarebbe stata la possibilità di creare manualmente dei percorsi. Quindi mi faccio le mie rotte manuali, seleziono dal mio pannello laterale la rotta A, B, C, D, E, F, G e seguo la mia rotta. Punto e fine. Punto e fine. E invece no, il gioco non ci consente di fare questa cosa. Di settare per esempio dei waypoint nelle varie stelle, di fare quello che alla fine dobbiamo o ci piacerebbe fare. A chi non piacerebbe prendere la Galaxy Map, mettersi qua, impostarsi magari anche tutta questa rotta che così è già precalcolata, anche se devio la mia rotta è lì, posso sempre pigiare da qui al punto più vicino della rotta, quindi quando me la visualizza dico ah devo andare lì, bene, seleziono il nodo, quando ho selezionato il nodo della rotta posso continuare a seguire la rotta. Semplice, efficace, ok? E oh yeah, oserei dire, no? Perché non le fate queste cose? Sviluppatori di Frontier, che sono cose che migliorano la quality of life del gioco in una maniera incredibile, con davvero uno sforzo minimale a livello di programmazione e sviluppo, perché non penso che serva chissà che genio informatico per consentire di avere delle rotte precalcolate. Sono delle liste concatenate di nodi della mappa che vengono semplicemente visualizzati e colorati con una riga che va dal punto A al punto B. Calcolo di una riga tra due punti in uno spazio tridimensionale. Ci sono un sacco di procedure matematiche che ci consentono di fare questa cosa, ma non lo fanno. Punto. Peccato. Occasione persa e occasione sprecata, secondo me. Comunque, bene ragazzi, adesso faccio l'ennesimo pieno alla mia nave, procedo con il mio viaggio, ho ancora un bel po' di strada da fare, eventualmente potrebbe essere che farò un altro mini video durante il viaggio, non lo so, decideremo, o comunque ci sarà il video dell'arrivo al sistema di Mons appena arrivo a Colonia, alla bolla. Durante questo viaggio, dai, appena arrivo, sì, ho gli 8 sync, stai buona nave, non ti preoccupare. Quindi, fatto benzina, me ne torno indietro al sistema dove dovevo essere, quindi qui, dai, tac, e da lì continuerò il mio viaggio. Quindi, ragazzi, grazie a tutti, Virus 101 perso nelle vastità dell'infinito universo di Elite Dangerous Horizon Beyond. Su questo countdown vi dà la buonanotte, buona giornata, buona mattinata, buon proseguo per qualsiasi cosa stiate facendo e vi saluta calorosamente con il suo ormai consueto Transmission Out.